Le indagini che dovranno stabilire dinamica ed eventuali responsabilità per la morte di Anna Chiti hanno iniziato il loro corso, ma a prevalere ancora il dolore immenso che ha provocato a Venezia una vicenda tragica come quella che ha interrotto ad appena 17 anni una giovane vita. Il dolore immenso dei parenti e degli amici, fino al dolore di quei giovani della rete, degli studenti medi e dell'Unione Universitari che insieme alla CGIL hanno manifestato sul piazzale della stazione Santa Lucia a 48 ore dalla tragedia. Ed è anche il dolore di Andrea Ravagnin, il 35enne armatore skipper del catamarano su cui Anna ha perso la vita. Si sente veramente costernato per quello che è successo. È una tragedia immane anche per lui ed è assolutamente convinto che questo è il momento del rispetto del dolore per una famiglia che ha perso una figlia, una giovane ragazza che non c'è più. È veramente una tragedia infinita per tutti. E mi raccontava che lui si è gettato anche in acqua rischiando di suo. Assolutamente, ha provato per quello che poteva in quel momento a salvarla e sembra che anche altri passeggeri abbiano provato in questo senso senza riuscirci purtroppo. Augusto Palese è l'avvocato che assieme al collega Davide Vianello Viganò assiste Andrea Ravagnin, iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo e violazione del testo unico sulla sicurezza del lavoro. Se la giovane era a bordo come hostess e interprete, la morte sarebbe arrivata mentre tentava di gettare la cima d'ormeggio del catamarano. Gli accertamenti sull'annegamento di Anna sono in corso da parte della Capitaneria di Porto e della magistratura. Un'udienza per il conferimento di incarico per l'accertamento autoptico e molto probabilmente verranno poi disposti degli accertamenti in forma di accertamento tecnico non ripetibile per capire la dinamica del triste fatto. Dopo gli accertamenti della magistratura in relazione alle conclusioni dei consulenti, il pubblico ministero assumerà le proprie determinazioni e quindi deciderà se continuare nell'azione penale oltre ogni ragionevole dubbio o meno. Stabilire cosa sia accaduto quel maledetto pomeriggio non dovrebbe essere difficile se è vero, come si dice, che la tragedia si sia consumata davanti a numerosi testimoni e sia stata persino ripresa da una telecamera di videosorveglianza.